Adesso vediamo, domani partono i saldi, se saranno sulla falsariga di quelli estivi, anche se in realtà il contesto era molto diverso, perché quest'estate più o meno si circolava liberamente, invece sappiamo bene in questi giorni no, ma comunque crediamo che l'averli posticipati darà un po' di fiato lungo rispetto al smaltimento delle merci invernali che in azienda, sono ben presenti. Domani, sabato 30 dicembre, partono in Veneto i saldi, anche se dai primi di gennaio che molti negozianti, spinti soprattutto dall'incertezza del colore della regione, stanno attuando sconti e promozioni. Azzardare previsioni è difficilissimo, anche per gli addetti ai lavori. Si presume un calo del 20% della capacità di spesa delle famiglie, ma i dati che arrivano dalla Lombardia, che ha anticipato i saldi di quasi un mese, sono disastrosi, con cali tra il 60 e il 90%, anche se fortemente condizionati dalle settimane in zona rossa. Cosa ci si aspetta in Veneto? Si aspetta quello che si aspetta. Io credo che nessuno abbia un'idea di come andrà a febbraio. Apparentemente un interesse c'è da parte del consumatore, qualche segnale buono a gennaio c'è stato, dipenderà molto da tanti fattori esterni. Le variabili sono molte, su tutte l'andamento dei contagi, con la preoccupazione che tra riapertura delle scuole e rischio assembramenti i dati tornino a salire. Sono convinto che le nostre aziende sapranno rispettare e, laddove necessario, indurre i nostri clienti a comportarsi in modo migliore nel rispetto delle regole. Io credo molto, il Veneto, Treviso ha dimostrato tanto buon senso in questo, e credo che ci sarà a maggior ragione anche domani.